Oggi siamo qui in Consiglio regionale per presentare questa bellissima edizione, che è la quarta, in cui si dà spazio con questo premio letterario a tutte le opere di tutte le persone che vorranno scrivere o raccontare in lingua veneta. La lingua veneta è sono le nostre radici, raccontano delle nostre abitudini, delle usanze, della storia e di quello che fa parte del nostro Veneto. E quest'anno c'è stata l'estensione a Veneti nel mondo, proprio perché per dare più importanza ancora e per far capire che i Veneti non hanno confini e quindi sono presenti in tutto il mondo e con la loro storia, le loro radici. Questa è una grandissima possibilità per non perdere e per dare possibilità e spazio a tutti di tramandare la nostra lingua. Per Campagna Lupia è un altro tassello per far conoscere il nostro territorio. Siamo partiti da questa iniziativa al fine proprio di valorizzare la lingua veneta e vediamo che c'è una risposta importante non solo dal territorio veneto ma anche al di fuori. Ecco perché abbiamo anche proposto questa cosa a livello internazionale. Il premio nasce nel periodo del Covid 2019 e siamo nel 2020, in quell'occasione per cercare di venire incontro alle persone che erano costrette a casa abbiamo pensato a questo impegno. Chi era a casa poteva impegnarsi nel scrivere poesie oppure piccoli racconti in lingua veneta. Da lì nasce allora questa prima edizione che poi si protrae nel tempo. È dedicata a un nostro ex concittadino, Elvi Longhin, che è stato giornalista del Gazzettino ma anche dipendente del comune di Campagna Lupia e nonché impegnato in politica. Per cui abbiamo pensato di dedicarlo a lui come iniziativa. Dal punto di vista linguistico il veneto è una lingua e uno può dire magari che le leggi regionali non sono scritte in lingua veneta, ma solo perché non si può, si potrebbe perfettamente farlo, chiaramente con l'esperienza istituzionale della Serenissima si potrebbe fare qualsiasi cosa in lingua veneta. Abbiamo anche trattati di diplomazia, abbiamo trattati di botanica, di scienza in veneto, anche non in veneziano, magari in padovano, in veronese, quindi il Veneto ha 1000 anni di letteratura dietro di sé e quindi è un'eredità enorme che vale per il Veneto, vale per tutta l'Italia e riteniamo per tutto il mondo. Di conseguenza, visto che ci sono veneti in tutto il mondo, si è deciso quest'anno, in questa quarta edizione di questo premio, di portare la possibilità di contribuire ulteriormente alla lingua veneta con prosa e poesia a tutti i parlanti veneto nel mondo, da qualsiasi parte del mondo potranno partecipare al quarto premio di concorso letterario Parfindolce. Però per tutti la scadenza è? Il 10 agosto. Ecco, quindi il 10 agosto bisogna assolutamente aver spedito tutto quanto e poi la giuria si riunirà e farà le proprie valutazioni. Ci sarà la presentazione, poi la finale tra ottobre e novembre, vedremo.